Non conosco nello specifico le scelte dei sindaci e ne resto fuori. Dico che possono essere assolutamente utili per curare la fase acuta, dopodiché c'è un tema, cioè questi sono dei delinquenti, non rispettano le leggi, nel momento in cui fanno aggressione addirittura abbiamo visto morti, mi sembra evidente che questa non è la società che vogliamo, ma difendiamo i giovani però. I giovani non sono tutti baby gang, questa è veramente una minoranza rumorosa davanti a una foresta che cresce e che non ha parole, che sono i giovani per bene. E lo dico sia per i giovani diciamo, oriundi veneti piuttosto che gli immigrati, sono moltissimi ragazzi per bene. Purtroppo questi ragazzi delle baby gang inficiano e lordano anche l'immagine della gioventù. E io capisco le statistiche con le denunce e tutto quello che ne deriva, però la verità è che i cittadini sanno prima di tutto che molto spesso magari perdono tempo e vedono l'eventuale aggressore, l'eventuale diciamo, comportamento anomalo trovarselo libero per strada dopo 3 secondi o meglio neanche arrestato, e dall'altro hanno anche la paura che poi se lo trovino anche sotto casa nuovamente a rivendicare qualche torto subito, quindi penso che noi non possiamo solo basarci sulle denunce, la verità è che le donne in alcune parti delle nostre città dopo una certa ora hanno paura a circolare. E questo è un dato di fatto, ma non è voler creare allarmismi o fare attacchi politici a qualcuno, è un dato di fatto, è un problema. Il problema è colpa di nessuno, bene, non è colpa di nessuno, dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Bisogna lavorare sulle leggi, le punizioni, e questo è un paese nel quale si va in galera solo se prendi più di 4 anni di condanne. Immaginatevi se fare baby gang se prendi 4 anni di condanne in questo momento. Io non sono un esperto, però da cittadino dico che se tu delinqui devi essere punito. Se torni ancora sul marciapiede a rompermi le palle vuol dire che sei stato punito poco, quindi bisogna aumentare la dose. Se ti ritrovo ancora di più. La verità è che in questo paese quando si vedono questi fatti, soprattutto il baby gang, l'unica roba che si sa dire è che c'è disagio giovanile. Io invece non conosco un popolo di ragazzi per bene che non sono assolutamente disagiati o disadattati. La verità è che ce ne sono pochi che hanno questo problema e il problema va risolto alla base. Noi cittadini siamo a favore di finanziare nuove carceri, questo è poco ma sicuro. Forse qualcuno deve capire che per noi una priorità è la sicurezza e soprattutto pensare che le nostre donne possano circolare a qualsiasi ora del giorno o della notte senza pensare che queste frasi siano a Marcord.